Ero insieme a mia moglie e mio figlio di 14 anni in piazza, come migliaia di cittadini, in una splendida cornice, quella di Piazza San Marco. Un gruppetto, una squadraccia di ragazzi urlavano slogan antisemiti su Anna Frank e inneggianti al duce. Un comportamento che Scotto, cofondatore di Articolo 1, non ha gradito e alla richiesta al gruppetto di 8 ragazzi tra i 20 e i 25 anni di smetterla non solo hanno rincarato la dose, ma sono passati alle mani. E mi sono beccato qualche cazzotto in faccia. Con me anche un ragazzo, e adesso stanno emergendo altri testimoni che hanno provato a dividerci, hanno provato a intervenire e si sono beccati anche loro le mazzate. Gli aggressori poi a volto coperto sono fuggiti. Scotto ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Le forze dell'ordine e la magistratura stanno facendo indagini approfondite, ci sono i nastri. Prima che vengano presi direttamente, il consiglio che do, l'invito che do anche ai loro genitori è quello di chiedergli di andarsi a costituire di fronte alla legge. Non possono scappare. In questo paese, per fortuna, c'è una Costituzione che dice chiaramente che la Repubblica Italiana è antifascista e che la vergogna delle leggi razziali non può essere più ripetuta. E dunque io penso che sia giusto, importante e decisivo provare a dare un segnale. Nessuno deve più tacere di fronte a questi episodi. Bisogna reagire, bisogna denunciare, non si può offendere la memoria di chi è morto nei campi di concentramento. Penso che sia importante questo e per questo ho denunciato. Molti messaggi di solidarietà a Scotto e alla sua famiglia dopo questo episodio. Dal patriarca Moraglia, che ha parlato di tristezza e indignazione, alla presidente del Senato Casellati, che l'ha definito intollerabile per un paese civile, e ancora sindacati, giornalisti. Sono tutti segnali di una trasversalità di tutte le forze politiche. Ora bisogna passare dalle parole agli esempi, bisogna respingere questa ondata. Bisogna dare un segnale chiaro che il fascismo non passerà.